A Padova sono scattati i controlli intensificati disposti dalla prefettura dopo la violenta rapina in villa avvenuta giovedì sera in via Asiago. Le forze dell'ordine si stanno concentrando soprattutto nelle aree più isolate in orari serali per garantire tranquillità a tutti quei cittadini che sono ancora in ferie e hanno lasciato le case vuote, ma anche a chi è rimasto in città e ora si trova solo in quartiere. Disposti anche posti di controllo nelle strade di periferia. Intanto proseguono le indagini della polizia per individuare i 4 malviventi che giovedì sera hanno fatto irruzione in casa della coppia di anziani padovani sequestrati e rapinati. Paolo Piotto, l'83enne padrone di casa, ha lottato con i banditi armati che hanno picchiato lui e la moglie 79enne. Ai nostri microfoni ha lanciato un appello alle istituzioni. Il messaggio che posso dare a seguito di quanto è successo, in questa penosa situazione, è quello di una maggiore attenzione da parte della classe politica, non solo politica ma anche da altre classi, un maggiore interesse per l'anziano e i ragazzi giovani, i ragazzi che adesso si affacciano alla vita, per dar loro la possibilità di vivere tranquilli senza tante pressioni da parte di coloro che vogliono violentarli. Molto può fare la politica per non lasciare soli gli anziani e garantire loro maggiore sicurezza, ci ha detto Piotto. Abbiamo una grande opportunità e non voglio fare politica per carità, lungi da me, ma tra pochi giorni voteremo. Votiamo persone che siano addentro a questo problema, che una volta elette e portate a Roma possano dire una voce in capitolo e portare avanti un discorso che francamente sta passando di moda. Intanto in provincia in queste settimane ferragostane ci sono stati furti in abitazione, come a Vigonza proprio la sera stessa della rapina a Padova, dove un'anziana ha visto i ladri scappare dopo aver rubato soldi in casa. I malviventi, per riuscire nella fuga, non hanno esitato a tirare della legna contro il figlio della signora intervenuto sentendo le urla della mamma.